al via su questo percorso di 1610 metri, come ho già detto, è sicuramente il tempo per i anni e ancora di più per ovviamente tutti i atleti della categoria ragazzi e ragazze. Eccole qua, stanno entrando sulla tranquilla. Ciao Gianni, prima non sono arrivato al filo tra l'altro primo anno di categoria 2003, quindi questa ragazza che è passata da categoria esordienti alla categoria. Un applauso allora per Maddalena, è lei la prima a stare a chiudere il primo dei suoi giri piccoli. Eccola qua, fatta con la Milano, 3 minuti e 15, 3 minuti e 16, 3 minuti e 17, davanti in gara, e poi vediamo la seconda posizione Giulia Bertini dell'attacco e poi Piazzola dell'US Querta Trentino. Ho visto correttamente solo la campanella, ultimi 670 metri per tutti, Maddalena Melle non cede un centimetro, è già sulla terza più importante del percorso piccolo, quello che allontana. E applausi per l'atleta di Merano, complimenti a lei. Ed eccola qua, velocissima per il Trilacum, Giulia Bertini sul rettilineo principale. Eccole qua le due prime bionde e quella coda lunga, e invece per la terza piazza una mora di Piazzola, US Quercia. Eccole qua le prime tre che vanno a comporre il podio della categoria ragazze, prima delle gare giovanili previste qui a Villa Ragarina, e poi ancora volata per la quarta piazza a Ameglio, l'avevo visto il presidente per la Marchese Michela Fontana, e poi via via tutte le altre classificate. Questa sarà un po' conclusa qui la gara giovanile con la categoria ragazze, la prossima, ancora distante, sarà la categoria ragazze. Acchigliata dunque ormai la prima gara giovanile, manca ancora a dire il vero qualche arrivo alla conclusione. Grande, davvero grande prova da parte della vincitrice, che ricordiamo al primo anno di categoria, dunque gareggiava con atlete di un anno di età maggiore alla sua ed è riuscita ugualmente a primeggiare, ad avere la meglio. Maddalena Melle, atleta tirolese, che si è aggiudicata la gara della categoria ragazze. Ora alle ore 12:45, tra poco meno di 10 minuti, andremo ad assistere alla prima gara giovanile del settore maschile, ovvero la gara della categoria ragazzi, che come le femminucce sono atleti nate negli anni 2002 e 2003, 2 giri piccoli per un totale di poco più di 1600 metri. Ricordiamo il numero degli atleti iscritti nella gara ragazzi, sono 36. Diamo già i primi risultati, almeno per quanto riguarda i primi tre classificati. I risultati integrali li potete vedere fuori, appesi all'esterno della segreteria. Diamo i primi tre perché rimangano a disposizione per